Ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. A proposito delle Iene, abbiamo citato prima le Iene a proposito del caso di Carlo Calcagni, sul quale non ritorno perché avete ascoltato quasi un'ora di conversazione, non c'è veramente nulla da aggiungere alla storia di Carlo Calcagni. A proposito di Iene, se andate sul sito delle Iene, oggi non facciamo in tempo, avrei voluto trasmettere la puntualizzazione che ha fatto correttamente e giustamente Antonino Monteleone su ciò che è stato scritto da alcuni giornali in questi giorni a proposito della strage di Erba e della richiesta del sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfus di riaprire la vicenda giudiziaria, cioè revisione del processo, nella certezza, lo scrive chiaramente il magistrato, che Olindo e Rosa sono innocenti, Olindo Romano e Rosa Bazzi sono innocenti e va rivisto tutto il procedimento giudiziario. Ne riparliamo domani perché poi vi propongo il documento che molti hanno commentato senza nemmeno averlo letto o senza nemmeno aver letto gli allegati che sono il cuore del documento e che hanno portato il magistrato a fare quella richiesta. Nella totale ignoranza molti giornalisti hanno scritto cose autenticamente false, non imprecise, non errori, false. Dopo molti servizi e un'intera prima serata in televisione fatta dalle Iene, appunto, un magistrato di grande prestigio, il sostituto procuratore generale di Milano Tarfus, ha presentato richiesta di revisione del processo per la strage di Erba. Le Iene hanno fatto il punto sugli errori di giornalisti che hanno parlato di questa notizia clamorosa. Gli errori e le cose false che sono state dette, per esempio, sul Corriere della Sera, su Repubblica, sulla Stampa, sui principali quotidiani italiani. Un'opportuna distinzione tra vero e falso che trovate perfettamente riassunta nella home page delle Iene di Italia 1. Ma poi ci torneremo sopra noi perché domani vi proporrò integralmente la registrazione, o meglio, faremo una puntata, dedicheremo una puntata proprio al documento di 58 pagine con il quale il dottor Tarfusser chiede la revisione del processo per la strage di Erba. È un documento interessante, è un documento molto importante anche dal punto di vista civile, secondo me, perché ricorda alcuni principi cardine della nostra civiltà giuridica e della nostra democrazia. Io sono matematicamente certo, avendo visto gli articoli di molti quotidiani di questi giorni, che non se l'è letto nessuno, per cui sarà un servizio utile. Intanto facciamo una piccola pausa e poi abbiamo al mercoledì la possibilità di capire che cosa si muove nell'orizzonte della programmazione economica e della politica economica italiana, delle cose da fare appunto con Alessandro Morelli tra pochissimo. Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Rieccoci allora in onda, come dicevo poco fa, come tutti i mercoledì alle 9 abbiamo la possibilità di capire che cosa si muove nell'orizzonte delle cose da fare in Italia con Alessandro Morelli, che si occupa di programmazione e coordinamento della politica economica come sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio. Buongiorno Alessandro, grazie. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, dici tu di che cosa ci occupiamo oggi e di cosa ti stai occupando e vi state occupando in queste settimane principalmente. Ma avrei sentito di tutti i temi che riguardano in generale il tema della demografia, che è un tema sicuramente da approfondire molto, che riguarda anche i nostri valori profondi legati alla famiglia, quindi al sostegno. Avrai visto, Alessandro, da giornalista, la prima pagina di Repubblica di oggi, no? Sì. La difesa della razza. Ma guarda, io sono
sbalordito un titolo che chiaramente ha una finalità politica importante, perché ricordiamo che proprio in questi giorni il presidente Mattarella è in visita ad Auschwitz, quindi c'è proprio un'indicazione, una volontà di delegittimare le massime istituzioni italiane, quindi in questo caso un ministro della Repubblica, su dichiarazioni che ricordiamo, insomma, sono dichiarazioni che magari possono essere valutate sui toni, ma che, il cui valore è un valore profondo, cioè la necessità oggettiva di avere e di fare delle politiche attive verso la famiglia, verso la natalità, dunque verso quella che è il nostro auspicio. Io ricordo con estrema serenità e tranquillità che ci siamo presentati alle elezioni con un programma elettorale chiaro. Gli italiani l'hanno votato. Non solo l'hanno votato, ma dimostrano anche nei sondaggi e anche nelle elezioni che si sono tenute a seguito delle elezioni nazionali, quindi le elezioni locali, amministrative, regionali in particolare, che la politica, le iniziative che il governo sta intraprendendo sono iniziative che la popolazione in generale, gli italiani stanno valutando positivamente. Se noi non affermassimo quello di cui siamo assolutamente convinti, che abbiamo ribadito in campagna elettorale e che stiamo mettendo in pratica, non faremmo quello che gli italiani ci hanno chiesto di fare, no? Beh, mi sembra chiaro, no? E tu dicevi prima che però ci sono in campo iniziative in questo senso, in questa direzione, no? Allora, dopo una prima complicata, come potete immaginare, insomma, e se non lo immaginate ve lo racconto, nel senso che noi è nato il governo, chiaramente i ministri hanno preso letteralmente possesso dei loro ministeri che, ricordiamolo, per tanti anni sono stati gestiti da altre parrocchie politiche che avevano, diciamo, degli indirizzi molto differenti, proprio valoriali, ma io vado orgoglioso di questa cosa, a volte lo dico anche ospite nei talk show televisivi quando c'è qualche contendente politico. Io vado orgogliosissimo di pensarle in maniera molto differente dai signori Maiorino, Furfaro, dalla signorina Elly Schlein, da Conte chiaramente, che ha avuto questa deriva verso la sinistra dopo il tentativo di illuminazione con il governo giallo-verde. Ma diciamo che io sono fortemente orgoglioso dei miei valori, delle radici dalle quali questi valori partono, che vanno verso alcuni punti cardine: la famiglia, il rispetto della nostra cultura, delle nostre radici, che non vuol dire l'odio nei confronti di altri, non vuol dire la separazione rispetto ad altro, vuol dire semplicemente che io farò delle politiche e faccio delle politiche che sono che danno un risvolto positivo verso queste che sono, come dicevo, alcuni dei capisaldi dal mio punto di vista della nostra socialità in generale. Quindi tutto poi si riverbera sulla base dei valori dai quali siamo partiti. Quindi la difesa per esempio della casa come valore economico, ma anche come valore sociale, ne avevamo già parlato in un'altra occasione, Giulio, ti ricorderai, quando c'era il tema delle norme green a livello europeo. Quello ha un valore, dicevo, economico importantissimo per le nostre famiglie, questo lo mettiamo lì come dato, ma anche un valore sociale, perché la nostra cultura si basa su questo, non su altro. E allora il fatto che la Lega e il centrodestra difendano la casa delle nostre famiglie è una cosa naturale, che per me è naturale fare. Dunque oggi Repubblica ancora una volta dimostra come attraverso un determinato tipo di giornalismo si cerca di fare politica, e in questo caso a danno in generale dell'Italia, perché appunto mentre Mattarella è a fare visita ad Auschwitz e ad altre realtà simili, purtroppo un titolo di questo genere delegittima pesantemente il governo italiano. Ora, in un altro paese, in qualunque paese europeo, Giulio, potrebbe avvenire secondo te una cosa del genere? Uno si immagina un titolo o dei titoli delegittimatori, a volte canzonatori, eccetera, da Charlie Hebdo, che però diciamo è una cosa particolare, ok? Nell'ambito
della comunicazione. In Francia non so se francamente se un giornale mai si sia permesso di fare un titolo di questo genere, ma non permesso perché è lesa maestà, permesso perché si crea un danno al paese. Poi, ecco, per quanto concerne le politiche, diciamo così, per incentivare le nascite concretamente, al di là della polemica di Repubblica che ha la sua gravità che hai illustrato adesso, che fare? Da dove partire? Ma guarda, noi ti stavo dicendo nel dipartimento che ho l'onore di rappresentare, abbiamo la possibilità di istituire dei nuclei. Questi nuclei sono nuclei di esperti che chiaramente coadiuvano il lavoro dei politici, che poi dovranno mettere a terra le relazioni tecniche che questi esperti, professori universitari e non solo, scrivono nero su bianco. Ora, io ti dicevo, dopo un primo periodo nel quale i ministri hanno preso possesso delle macchine che devono governare, macchine complicate come dicevamo, perché appunto sono state a loro volta governate per tanti anni da esponenti della sinistra, e quindi con un imprinting molto forte verso alcune indicazioni che sono state intraprese dai governi della sinistra. Penso a Matteo Salvini, che si è ritrovato tra capo e collo tutti i temi riguardanti il green, l'ecologico, non in quanto ambientale, ma in quanto ambientalista, che è una cosa molto diversa. Quindi un'indicazione ecologica della mobilità e dei trasporti in generale, che vale miliardi di investimenti nei prossimi anni, che è ideologica e non è fatta col buon senso, e sulla quale chiaramente Salvini sta facendo le sue valutazioni. Io dopo questa prima fase di collaborazione, chiaramente venendo dalla mia esperienza al MIT, con il MIT stesso, quindi con il Ministero delle Infrastrutture di Salvini stesso, sto prendendo pieno possesso di questo dipartimento e stiamo costituendo questi nuclei. Tra i nuclei di esperti appunto ci saranno anche dei demografi che chiaramente potranno darci delle indicazioni su quelle che sono le migliori opportunità. Io penso molto semplicemente alla possibilità di dare veramente, e questo forse Repubblica non se n'è accorta, però l'auspicio della Premier, essendo donna probabilmente è anche maggiormente sensibile al tema, avendo vissuto certe situazioni, verso l'opportunità di dare veramente una occasione alle donne di contemperare la loro giusta aspirazione verso il lavoro, quindi alla crescita personale, ma anche alla necessaria, come dicevamo, possibilità di gestione di una famiglia, che, come sappiamo, stante la situazione attuale, è veramente complicata. Quindi nella sinistra, Repubblica se la dimentica forse, però nella sinistra, che i bla 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 li ha fatti per tanti anni, le pari opportunità eccetera eccetera, io ti chiedo, caro Giulio, essendo tu residente cittadino a Milano, come fa una donna, una ragazza, una persona che magari ha la fortuna di avere un bimbo, a lasciare o comunque avere quelle prebende legate alla natalità, ma contestualmente pagare degli affitti che sono sempre più alti, e questa è responsabilità della sinistra, che a Milano governa oramai da parecchi anni e che a parole ha fatto durante le campagne elettorali, ha dichiarato di voler fare una battaglia per le diseguaglianze, e invece Milano è la pura dimostrazione, dovrebbe essere presa a esempio proprio come la pura dimostrazione nella quale, a causa dei governi della sinistra, le diseguaglianze sono parecchio aumentate, ma parecchio. Tu, essendo milanese, puoi raccontare, come me, a tutti i nostri radioascoltatori quanto Milano sia diventata invivibile dal punto di vista economico, per quanto riguarda semplicemente fare la spesa, soprattutto in alcune aree della città, e quindi insomma le difficoltà che le donne per prime, ma le famiglie in generale affrontano semplicemente per tirare a campare, per arrivare alla fine del mese. Dunque un forte sostegno. Per esempio a Milano ho sentito ieri in una radio parlavano della chiusura di asili nido necessaria, perché appunto non ci sarebbero più le possibilità da parte del comune di gestire questi asili. Insomma, la sinistra ha fatto per tanti anni
tantissima retorica rispetto alla possibilità delle donne di dare alle donne l'opportunità di andare al lavoro e quindi di una gestione normale per i bimbi, e poi chiudono gli asili nido, scusa. Spiegami un attimo, caro Giulio. Eppure su Repubblica non vedo questa cosa, vedo la difesa della razza, che è un titolo schifoso. Bene, le altre priorità, le altre cose che si muovono, che sono all'orizzonte, che si devono fare appunto per richiamarci al nostro titolo, quali sono, Alessandro, in questo Ma periodo? guarda, io proprio ieri, mi pare fosse di martedì, c'era un sondaggio, uno dei tanti sondaggi che chiaramente in questo caso la 7 ha riportato, eccetera, hanno alzato l'attenzione, hanno fatto un focus sul ponte sullo Stretto di Messina, come se il ponte sullo Stretto di Messina fosse, diciamo, un simbolo, anche qua, di una presunta retorica del centrodestra. È evidente che il centrodestra, ormai dai governi di allora, è inutile stare a citarli, vorrebbero e hanno cercato di realizzare questa grande opera. La retorica che la sinistra in generale, i giornali di sinistra, perché poi non è una questione di battaglia, tra virgolette, comunicativa tra appunto i giornali, tra posizioni differenti, assolutamente legittimi anche nel mondo dell'editoria. Ma qua si fa proprio una battaglia che vede la controparte della tesi politica come un avversario da delegittimare, da battere, letteralmente da politicamente uccidere. E questo è, appunto, lo ribadisco, non un danno né tantomeno agli stessi giornali, i cui editori, insomma, li conosciamo molto bene, insomma, diciamo, sono abbastanza solidi, hanno le spalle abbastanza solide, e quindi se anche i giornali vendono sempre meno perché loro stessi si delegittimano con articoli che diciamo molto spesso sono di parte, a volte sono partigiani, e quindi delegittimano lo stesso giornale, gli editori, dicevo, si disinteressano della scarsità, oramai della penuria di vendite nelle edicole, perché tanti giornali vengono utilizzati proprio per fare questa cosa, quella che Repubblica oggi fa, cioè una delegittimazione politica del governo di centrodestra. Ma detto tutto questo, ieri parlavano appunto di questo del ponte sullo Stretto di Messina, e c'è stato questo, diciamo, sondaggista che ha risposto a un sondaggio che ha palesemente fatto notare come gli italiani sarebbero contro il ponte sullo Stretto di Messina, semplicemente perché il ponte sullo Stretto di Messina, come sappiamo, caro Giulio, è stato uno degli esempi sui quali Matteo Salvini dice: noi vogliamo cambiare pagina, per tanti anni bla 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 bla, esattamente quello che ho detto rispetto al tema, per esempio, dei diritti delle donne, ma noi invece le cose le mettiamo a terra. Ecco, guarda, sul ponte mi ha colpito oggi, non so se l'hai già visto, c'è una bella annotazione di Pierluigi Magnaschi in prima pagina su Italia Oggi, che insomma ci fa capire un po' anche uno dei punti sostanziali della vicenda, no? Scrive il direttore di Italia Oggi che mentre le opere del PNRR, altro tema di cui si è molto parlato, sono finite in paludi di carta difficilmente bonificabili, c'è un'opera pubblica colossale che dipende solo da un sì del Parlamento, ed è il ponte sullo Stretto di Messina. Lo ha spiegato anche il direttore ingegneria della WeBuild, Michele Longo. Il ponte ha già il motore acceso, il progetto può essere completato in 8 mesi, costruzione del ponte in poco più di 6 anni, e non sono cifre a casaccio ma indicazioni molto precise, perché WeBuild è la più grande impresa di infrastrutture italiana ed è un gioiello a livello internazionale. Ha costruito ponti e viadotti per più di 1018 km nel mondo, ha realizzato il ponte di Genova in un attimo, per fortuna al posto del Morandi che era crollato, e sta lavorando alla più lunga galleria ferroviaria europea, il Brennero. Il ponte è progettato per resistere a un terremoto come quello di Messina devastante del 1908 e completerà il corridoio Scandinavia-Mediterraneo. Insomma, è tutto pronto, dipende da un sì, e vediamo chi osa opporsi. Mi sembra ineccepibile il ragionamento di Magnaschi. Ma guarda, e io proprio sarò orgoglioso di essere in Parlamento, adesso francamente non so se sarà al Senato o alla Camera, ma di essere presente al Parlamento al voto, per vedere appunto chi voterà a favore e chi voterà contro, perché agli italiani noi avremo il compito, tu per primo facendo il tuo lavoro,
di testimoniare chi è a favore e chi è contro le grandi opere, chi è a favore e chi è contro il futuro, chi è a favore e chi è contro a una infrastruttura che, come abbiamo detto, non è un collegamento tra due medie città italiane, quindi Messina e Reggio Calabria, cosa che diciamo sulla quale io per primo avrei espresso dei dubbi, ma è un'opera che collega la più importante, migliore piattaforma naturale d'Europa, non d'Italia o del sud Italia, ma d'Europa, cioè la Sicilia, con Berlino, con Parigi, con Milano, con Bologna chiaramente, perché dalla Sicilia passano tutte le navi che poi andranno invece a scaricare, cosa che oggi avviene, a scaricare le loro merci verso i porti del nord Europa. Dunque, ancora una volta noi stiamo facendo un'operazione che valorizza anche dal punto di vista economico, ma non solo, una regione che insomma sappiamo avere la necessità di avere un rilancio. È chiaro che in Europa, e lo ricordo ancora, forse insomma non facciamo mai un danno a ricordare queste cose. Io devo ricordare che tutti i prodotti che arrivano dalla Cina, per esempio, ma da tutto il mondo, ok, pagano le tasse doganali dove vengono sbarcati. Quindi è chiaro che i porti del nord Europa e alcuni paesi del nord Europa possiamo immaginare la loro idea sul fatto di ricevere tutte le merci a Rotterdam oppure farle scaricare in uno dei porti siciliani. È evidente che c'è un interesse economico importantissimo, mi sembra abbastanza semplice da capire, no? Dunque, il mouse che tu hai in mano adesso a Radio Libertà, sì, per gestire il tuo computer, che probabilmente arriva da un paese asiatico, su quello lì le tasse sono state pagate in un altro paese e non in Italia, perché molto probabilmente quel mouse era all'interno di un container assieme ad altre decine di migliaia di altri mouse, il mouse del computer intendo per i nostri amici che ci ascoltano, e quelle tasse sono state pagate in un altro paese. Ora, dire che io desidererei che quelle navi, visto che passano lì davanti, è più comodo per tutti perché ci impiegano altri 4 o 5 giorni di navigazione per arrivare in un altro porto di un altro paese, sempre europeo, ormeggiassero in Sicilia per scaricare in Sicilia e poi trasportare a quel punto quel mouse allo studio di Radio Libertà, con le tasse pagate in Italia, a me sembra una cosa talmente logica che chi è contro si mette evidentemente contro la logica e altrettanto evidentemente contro gli interessi dell'Italia, nostri, perché se si pagano più tasse in Sicilia, magari chi è oberato da maggiori tasse può anche pensare che caspita, si potrebbero pagare nei prossimi anni forse un po' meno tasse, e quindi è un interesse di tutti. Ma questa cosa forse detta così, e anzi ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di investire questi 3 minuti in una spiegazione che è talmente logica che anche mio figlio Aimo di 6 anni la capisce. Però evidentemente ci sono degli interessi che sono da un lato politici, dall'altro economici, ci sono evidentemente dei partiti che vanno in altre direzioni rispetto ai nostri interessi, che sono quelli che ho espresso, e non è difficile da capire perché basta vedere quante Légion d'honneur il presidente Macron e i suoi predecessori hanno dato a esponenti politici italiani. Ok? Fai una piccola ricerca, caro Giulio, guarda quanti politici italiani hanno avuto negli ultimi anni la Légion d'honneur, o per esempio si sono candidati nel partito addirittura di Macron. Prova a vedere di che parrocchia sono e poi lo dici ai nostri ascoltatori, almeno vediamo se sono esponenti politici della Lega. A me non ha chiamato nessuno dall'ambasciata francese per darmi la Légion d'honneur, probabilmente, che è la massima, diciamolo agli ascoltatori, la massima onorificenza che la Repubblica francese assegna a persone. Guarda un po' chi sono e poi ti dirò chi sono loro. Siccome vedo che l'orologio corre implacabile, Alessandro, poi... Oggi abbiamo divagato, mi perdonerai. No, non è una divagazione perché sono argomenti di strettissima attualità, poi magari ci fai una piccola, come quella volta che ci hai dato l'ordine del giorno dei lavori. Però un'altra cosa che
stata commentata relativamente poco, che è un po' passata in sordina, ma è una questione importante perché riguarda milioni di lavoratori con partite IVA. Anche sulla tua pagina Facebook, Alessandro, c'è uno specchietto molto efficace che la riassume, è una delle battaglie storiche della Lega per l'equo compenso, che è diventato legge e che riguarda appunto milioni di partite IVA. Vogliamo spendere un paio di minuti anche su questo punto? Allora, caro Giulio, tantissimi, anche qualche settimana fa, un paio di settimane fa, sono stato a carta bianca, tantissimi a dichiarare quanto sia necessario aumentare i diritti dei lavoratori, cosa che sfido chiunque a dire no, non aumentiamo i diritti dei lavoratori se ce n'è chiaramente l'opportunità rispetto ai diritti che già ci sono. Ci mancherebbe, anche questo è un discorso veramente illogico, semplicemente a porla la domanda. Ma la contro domanda perché abbiamo lavoratori ci sono che non hanno alcun tipo di diritto, cioè la sinistra Repubblica che oggi titola in quel modo, e cioè la difesa della razza, ma perché non ha mai titolato in questi 10 e oltre anni nei quali ha governato la sinistra, ricordando come per esempio le partite IVA, le signore che fanno le commercianti, che hanno un negozio, le panettiere, chiaramente private, eccetera, eccetera, per esempio non hanno alcun diritto rispetto alla maternità, non hanno alcun diritto le partite IVA rispetto alla malattia che può avvenire, purtroppo, anche un semplice raffreddore che ti distacca dal lavoro. Sappiamo che un dipendente ha doverosamente dei diritti riconosciuti dal datore di lavoro, ma un datore di lavoro che cosa fa? E allora l'equo compenso e in generale il rispetto anche di questo enorme settore della nostra popolazione che di diritti non ne ha, o quantomeno diciamo è un lavoratore di serie B, non può essere dimenticato. E siccome all'interno proprio dei nostri valori, dei valori che noi abbiamo sempre espresso, secondo me è stato assolutamente doveroso che la Lega facesse questa ulteriore proposta, quindi a favore di quelli che sono lavoratori esattamente come gli altri, che alzano la Claire alla mattina alle 8 e la abbassano alle 7 di sera, devono avere delle prebende che chiaramente nel corso dei 5 anni di governo arriveranno a essere molto superiori, questo è il mio auspicio logicamente, rispetto all'equo compenso, che è il primo passo, un passo molto importante, perché noi ancora una volta lo dobbiamo ricordare, questo tocca liberi professionisti, gli autonomi con le partite IVA, Sì. Quanti lavoratori oggi, per un discorso molto semplicemente di contratti, lavoratori che lavorano in aziende vengono invitati ad essere lavoratori con la partita IVA. Ecco, tutti questi qua non hanno più diritti sostanzialmente, e allora noi abbiamo fatto una battaglia politica rispetto a questo argomento, l'abbiamo dichiarato in campagna elettorale, gli elettori ci hanno premiato e noi adesso stiamo facendo quello che gli elettori ci hanno detto di fare. Alessandro, noi dobbiamo salutarci qui, sono le 9:28. Ti chiedo sinteticamente se c'è qualche cosa appunto nell'ordine del giorno del CIPES, che è il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica che interessa tutti noi cittadini, magari è qualcosa di nuovo ancora all'orizzonte, c'è qualcosa di cui vi dovrete occupare a breve? Noi stiamo costituendo questi nuclei di cui ti stavo parlando, cercando delle figure che siano da un lato rappresentative, dall'altra parte chiaramente con un altissimo valore tecnico che possano contribuire alla stesura di quelle norme che sono precipue proprio alla realizzazione di tutte queste politiche di cui abbiamo accennato in questa mezz'oretta. Benissimo, allora chiudo ricordando due cose anche a te, Alessandro. La prima, avrai visto sicuramente, ne stanno riparlando tutti, della vicenda della strage di Erba. Mi permetto di dire che la politica, dal mio punto di vista di cittadino, qualcosa dovrebbe dire, perché dobbiamo tutelare un principio importante, quello del giusto processo. I due condannati, Olindo Romano e Rosa Bazzi, il giusto processo non ce l'hanno avuto. Questo lo dico dopo aver studiato le carte ormai tanti anni fa, e mi sembra che lo condivida perfettamente anche il sostituto procuratore generale del Tribunale di Milano, il
procuratore Tarfusser, che ha presentato 58 pagine, le illustreremo domani a parte. Questa non è una vicenda individuale secondo me, ma è una vicenda politica, perché riguarda veramente i diritti fondamentali. Credo che la politica debba esprimersi su questo, perché è una questione che riguarda tutti noi. La seconda è, Alessandro, se ti capita sotto mano il ministro Crosetto, ricordagli che ieri ha dato il 2 di picche e non si è presentato a colloquio con Carlo Calcagni, che da 21 anni sta combattendo contro il corpo devastato, contro il suo corpo stesso devastato dall'uranio impoverito. È una vicenda facilmente ripercorribile anche online. Il ministro Crosetto purtroppo gli ha dato il 2 di picche, lo dico brutalmente, non si è neanche presentato all'incontro e quest'uomo sta lottando tutti i giorni della santa vita sua, dal lontano 2002, ma da molto prima, perché nel 96 si è contaminato con l'uranio impoverito, che sembra essere ancora oggi un argomento tabù. Per lo Stato italiano non esiste e invece ci sono migliaia di persone che ne soffrono. Farebbe bene il ministro Crosetto a dare un occhio a questa storia e a riconoscere pubblicamente un errore. È come il caso di Erba: se tu riconosci un errore non ci fai una brutta figura, fai una bella figura e migliori il sistema, no? Non so se sei d'accordo. Lo condivido, ti ringrazio chiaramente per la segnalazione, auspico di vedere il ministro, se sarà presente, chiaramente non lo so, per impegni, magari altri impegni istituzionali, perché ricordo a tutti che tra poco si voterà in Senato sul tema del decreto Cutro e quindi noi saremo presenti, magari se ti va durante la giornata ci potremo aggiornare. Ma certamente, ricordi, Carlo Calcagni, si chiama Carlo Calcagni. Come una volta farò l'inviato di Radio Ottimo. Libertà. Guarda che ti prendiamo in parola. Certo, come no. Grazie mille ad Alessandro Morelli, grazie. Buona Grazie a giornata. voi, buon lavoro. Avete ascoltato l'Italia da fare.